più 264 casi nell'ultima giornata. Ormai, secondo i dati diffusi dall'azienda Azero, in Veneto i contagiati si avvicinano alle 2000 unità. 55 le persone decedute dal 21 febbraio, 119 i pazienti in terapia intensiva, 366 quelli ricoverati senza però versare in condizioni critiche. Il quotidiano bollettino e la mappa del virus aggiornati all'unità di crisi di Marghera, dove è arrivato il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Padova. Dopo la stretta sugli ospedali, che nel pieno dell'emergenza garantiranno solo le urgenze, le attività oncologiche e pediatriche, la lotta alla diffusione del coronavirus passa dalla moltiplicazione dei tamponi. Potrebbero arrivare a 15.000 al giorno rispetto agli attuali 2.000. Adesso abbiamo anche dei problemi di logistica da affrontare, perché chiaramente non è che ci stanno tutti questi tamponi, bisogna comprare le macchine, altre macchine, quindi insomma stiamo qui per discutere di queste cose. Il governatore ha detto che vuole rafforzare questa attività e stiamo qui per vedere come si può fare. Per questo posso dirvi che ci stiamo e siamo già organizzati per farci il kit in casa, perché noi siamo veneti, non stiamo lì a aspettare che venga la pioggia, se non arriva la prendiamo da qualche altra parte l'acqua. Si può parlare della possibilità di farne migliaia al giorno in Veneto nei prossimi giorni? Questo ve lo confermo. Per passare, che so, da 2.000 a 10-15.000? Questo ve lo confermo.